Octoside, welcome. Ciao, non mi vedo ma Abbiamo delle luci fortissime perché dobbiamo fare questa roba che poi andiamo anche in streaming, come fossimo qua praticamente ok. nella televisione, capito, del XXI secolo. Giustamente c'è Sanremo, vogliamo mica Cioè, no, sfigurare. ma noi anche quando non c'è Sanremo non lo facciamo, non è che vogliamo fare questa cosa qua di testa a testa e poi diciamo noi ci muoviamo di più su questi social media come si usa adesso, e poi anche su quelli che sono i vecchi media, cioè sulla radio, su Radio Flash, poi potrete risentire, non sappiamo mai bene intanto neanche la frequenza e quindi di conseguenza anche il palinsesto, quindi dovrebbe essere 97,6 circa e di solito il martedì, però poi succedono sempre delle cose rocambolesche, ma non era di questo che noi volevamo parlare perché tutte. le proviamo tutte perché Ma noi siamo un po' vintage, quindi ci piace Esatto. questa idea di stare Senti. lì con la rotellina a sintonizzare un la po', radio. siete un po' da, diciamo, da musicassetta, diciamo, se non ho inteso male, Da bobina. No, un ma- po' anni 80, un po' anche anni 80. Lui vorrebbe, ma non può cotonarsi, sennò sarebbe più E anni lascia 80. perdere, siamo in più. C'è un motivo se suono sempre con il cappello in ogni occasione. Vabbè, quello è chiaro, un uomo poi a una certa età col cappello dà anche insomma, Esatto. un certo stile. Allora, io però so che siete usciti da poco con un singolo nuovo che parla di luoghi freddi, se non ho capito male. Assolutamente. Esatto. Sì, siamo stati un'esperienza così di quasi un anno a Stoccolma, in Svezia. È stato bellissimo, siamo tornati un po' a malincuore, se devo ammettere, Ah sì, per Bacco. per certe cose, Quindi siete per stati altre anche, ovviamente... cioè anche d'inverno siete stati a Stoccolma, non solo d'estate. Sì, Quando è abbiamo sempre visto buio. anche quel bel buio, esatto. Esattamente. E ci ha ispirato appunto questa canzone, si chiama Cold Places, che faremo dopo, la seconda canzone. E niente, l'abbiamo registrata con tutti i crismi, ma questa sera la facciamo in versione acustica prima di prepararci a fare dei live un po' più rocchettari, perché ci manca un po' stare sul palco e da un po' che manca. non saliamo. A Stoccolma abbiamo avuto per fortuna occasione di suonare abbastanza, è stato bello e adesso vogliamo replicare, ma nel frattempo questo ci sembrava un buon inizio Certo, anno. c'è una maniera così di... Ma quindi cominciamo con un pezzo scandinavo che avete scritto di Scandinavia? No, questo l'abbiamo scritto qui, si chiama Organs, però sempre viscerale, Sì. meno Sempre freddo strano. di Cold Places. Sì, sì, caldo. Caldo, ladies and gentlemen, sono gli Octoside con Organs. Pounding and pounding, my chest against yours, pushing your rib cage inwards, my heart pulling yours. I cannot disguise the dark dreams I have inside. Storms and thunders that find repair in my life.
dark rivers all around, streams as powerful as waterfalls, up and down. And around. Grazie. Grazie. Octoside qui al salotto e devo dire probabilmente mi stanno scrivendo anche dalla Scandinavia, perché adesso sullo streaming ci sono un po' di una dozzina insomma di adesso non Di so scandinavi. bene. Di Scandinavi, sono arrivati una dozzina di scandinavi, è arrivato Grande. un gelone anche qui sul nostro computer. Allora, salutiamo gli scandinavi. Salutiamoli, adesso non so come si dice, avete imparato qualche parola di svedese lì, scusa, siete stati un anno, come si dice? Skål, il brindisi, Sì, alla sì. salute. Subito scuola, ripenso. subito, invece di dire ciao, brindisi, e vabbè, del resto lì si bruciano gli zuccheri in un attimo. Esatto. E Che amano gli zuccheri, fa- quindi ah, è amano un gli popolo zuccheri. proprio zuccheroso. E anche gli alcolici. E Sì, anche gli alcolici, per quello un po' diciamo, si immaginava. È freddo, buio, ci si annoia. Bisogna scaldarsi, è chiaro. E questo brano qui è venuto proprio fuori lì, in quel clima. Voi eravate dove state? A Stoccolma, a Bergen? No, dove- Stoccolma. Stoccolma, proprio nella capitale. E quindi per un periodo, tra l'altro, la situazione abitativa lì è drammatica, quindi abbiamo vissuto in uno studentato, dividendo una stanza abusivamente di uno studente. Ah, beh, nel senso drammatico che costano tantissimi Esatto, affitti. costantissimo, è difficile trovare. Non c'è posto. Quindi in questo posto... Deve essere case riscaldate perché sennò muori, non è che puoi Esatto. fare tipo come dici vabbè mi arrangio con una stufetta, no, deve essere No. tutto coinventato e quindi eravate un E po' quindi eravamo in stretti. questo studentato, ma la cosa figa è che era al bordo di un bosco, e quindi in questo bosco c'erano delle cose stranissime, tipo un'altalena in mezzo, che su un pendio, una cornice appesa in mezzo agli alberi, e allora anche lì abbiamo approfittato per fare filmati e cose, e c'è uscito anche il video di questa canzone, quindi Quindi quello è tutto a fatto tema, sì. tutto lì dalle parti di abbiamo Stoccolma. fabbricato. Diciamo che i paesaggi nordici si prestano molto a un certo tipo di immaginario visuale, di video un po' dark, insomma, che è il nostro modo di essere, quindi Sì. Allora abbiamo preso un po' come spunto per diciamo descrivere un po' come ci sentiamo noi, ovvero mai nel posto giusto, al momento giusto. E questo diciamo è il senso di Cold Places, ce l'abbiamo qui, Esatto. gli Octoside. Adrift ashore, immaculate snow, near, far, wandering star. Had we never come home, haunted by lost winds, longing for cold places in my sleep, silent June, crumbling youth, our bound to last, roaming for good places, still we find who we are.
to Grazie. Side, questa era Cold Places, un pezzo che è arrivato direttamente dalla Scandinavia. Abbiamo cercato così di descriverlo prima, ma in realtà noi ci eravamo già incontrati al salotto un po' di tempo fa, perché eravate Un già sacco di volte. siete già venuti, Ogni siete dei tanto veterani qui del salotto. Adesso c'è stata questa parentesi, diciamo, scandinava, però noi avevamo già incontrato in diverse occasioni. Ecco, adesso ci fate ascoltare qualcosa, diciamo, del repertorio sempre di questo momento nuovo della Scandinavia, o qualcosa di... Allora, mi faremo ascoltare una cover così, sempre un po'... Il repertorio nuovo, sì, non l'abbiamo mai fatto prima, di fatto. Ah, io pensavo di aver... Ah, e come si chiama questa cover? Questo è un omaggio agli editors, che piace, ed è Smokers Outside the Hospital Doors, sempre per stare, come dire, Sì, oggi temi siamo così. allegri, Se poi ecco. possiamo farne ancora un'altra, ne facciamo un'altra più allegra dopo Va bene, questo. va bene, mi raccomando. Come dire, lasciare il palco con un po' di... Allegria. Pull the blindfold down so your eyes can see. Now run as fast as you can through these fields of trees. Say goodbye to everyone you have ever known. You're not gonna see them ever again. I can't shake this feeling I've got. My dirty hands ever been in the worst, the saddest thing that I ever seen was smokers outside the hospital doors. Someone turn me around. Can I start this again? How can we wear our smiles with our mouths wide shut? 'Cause you stopped us from singing. I can't shake this feeling I've got. My dirty hands ever been in the worst, the saddest thing that I ever seen was smokers outside the hospital door. Someone turn me around. Can I start this again? Now someone turn us around. Can we start this again? We've all been changed from what we were. Our broken hearts smashed on the floor. I can't believe you if I can't hear you. I can't believe you if I can't hear you. We've all been changed from what we were. Our broken hearts smashed on the floor. Someone turn me around.
once again. Grazie. Octoside con questa cover degli Editors. Bene, allora adesso con quale brano volete salutare intanto il pubblico che vi segue dalla Scandinavia qui in diretta streaming, che sono diversi, adesso magari scrivo dei messaggi, io non è che già con l'inglese, figurati con diciamo lo svedese, rischierei, però diciamo qualche manina la possiamo mandare che diciamo ciao. E dicevo, con quale brano invece volete salutare anche il pubblico qui del Lab? Avete detto un pezzo un po' più allegro, Ma allegro non si allegro, ma energico, con brio, più energico. Ne parlavamo prima con Bruno, finora abbiamo cantato in inglese, il prossimo sarà in francese, un omaggio a Edith Piaf. Pietà per la mia pronuncia che fa un po' schifo. Esatto, la cara vecchia Jezebel. Prima di infliggervela facciamo i ringraziamenti di rito, ovviamente a Mao al Lab, Grazie, Bruno ragazzi, che ha suonato prima, grazie. e ragazzi che suoneranno dopo di noi, che tra l'altro sono al loro primo concerto stasera, ho saputo, quindi diciamo spumate. Ed è figo, siamo curiosi di sentirvi. Niente, Jezebel. Jezebel, ces démons qui brûlaient mon cœur, cet ange qui séchait mes pleurs, c'était toi. Jezebel, c'était toi. Ces larmes, ta espèce de joie. Jezebel, c'était toi. Jezebel, c'était toi. Mais l'amour s'anéantit, tout est écroulé sous ma vie, et grâce à piété à n'importe dans mon cœur, Jezebel, mais pour toi, je ferai le tour de la terre. J'irai jusqu'au fond des enfers, où es-tu? Jezebel, où es-tu? Les souvenirs que l'on croit fanés sont deux êtres vivants, avec des yeux de mort, vibrant encore de passé, mais mon cœur s'est crevé d'obsession, il bat en répétant, tout enfondé moi-même, c'est moi que j'aime. Je ferai le tour de la terre,
j'irai jusqu'au fond des enfers en criant sans répit, jour et nuit. Jezebel, Jezebel, Grazie a tutti. Grazie. Grazie agli Octoside, thank you very much.